La cultura, la storia e il paesaggio del Veneto si preparano a diventare protagonisti della 16ª giornata nazionale dell'Associazione Dimore Storiche Italiane in programma domenica. L'iniziativa, promossa dall'associazione e patrocinata dalla Regione del Veneto, permetterà a migliaia di visitatori di accedere gratuitamente alle dimore storiche private e pubbliche, normalmente non sempre aperte al pubblico. Appuntamento che trasformerà ville, castelli, giardini storici, palazzi e antichi complessi monumentali in un grande museo diffuso, offrendo l'opportunità di scoprire luoghi di straordinario fascino, spesso lontani dai tradizionali circuiti turistici. In Veneto saranno quasi 40 i siti aderenti all'iniziativa, sempre più alta la partecipazione dei giovani e la consapevolezza dell'importanza della tutela del patrimonio storico-artistico italiano. Ho visto un cambiamento importante da quando ero piccolo, soprattutto tra i giovani, la sensibilità che hanno nel vedere il patrimonio che abbiamo nel nostro paese e nel nostro Veneto. Giornata a cui parteciperà anche l'Archivio di Stato di Venezia. L'Archivio di Stato di Venezia custodisce nella sola sede principale dei Frari 80 km di documenti, dal IX secolo fino agli ultimi decenni del Novecento. Nell'Archivio di Stato di Venezia si trova moltissima documentazione relativa al tema delle ville venete, delle dimore storiche e degli archivi familiari in generale. L'invito dunque è quello di essere curiosi e andare a conoscere le bellezze del territorio. Venire in Archivio di Stato, approfittare di queste occasioni di apertura per scoprire un mondo che è quello degli archivi storici, che permea la nostra società e che si trova ovunque e che però ha bisogno di essere conosciuto in maniera più approfondita, e queste occasioni sono preziosissime per entrare in contatto con chi ogni giorno si prende cura del patrimonio archivistico d'Italia.